La chiesa arcipretale di Trichiana è dedicata a Santa Maria Assunta e a San Felice. L'elegante facciata è arricchita da una lapide posta sopra il portale. In essa si fa riferimento alla Madre di Dio e a San Felice. Si legge poi che le spese furono sostenute da tutta la popolazione per avere una chiesa più ampia. La costruzione della chiesa venne ultimata alla fine del Settecento e nel 1825 fu consacrata. L'intitolazione a Santa Maria Assunta e a San Felice vuole ricordare la presenza dell'antica pieve di San Felice, posta vicino al corso del Piave. Con il passare del tempo, l'oratorio dedicato a Santa Maria nella villa di Trichiana assunse esclusivamente le funzioni di pieve e nel 1585 venne dotato di un fonte battesimale tuttora conservato nell'attuale chiesa. In pietra di Castellavazzo con copertura in legno, fu realizzato da Lorenzo Brisighella. Sulla parete della nicchia, l'affresco dell'artista Lino Di Netto rappresenta il battesimo di Cristo. Lo stesso artista data e firma 2 affreschi in presbiterio e uno in controfacciata: l'Adorazione dei Magi, la Crocifissione e la Deposizione. Accanto a Gesù c'è sua madre, una mamma con in braccio il suo bambino avvolto in fasce sorrette da Giuseppe, una madre sola nel dolore ai piedi della croce drammaticamente abbracciata dalla Maddalena, una mamma che partecipa al dono d'amore di suo figlio Gesù. Sulla volta Maria è in gloria, assunta in paradiso, sta per essere incoronata. L'artista Giambattista Canal, nel 1807, sceglie un paesaggio costruito da nubi su cui poggiano angeli e santi, tra cui si distingue in posizione orante San Felice, il cui pastorale è retto da angioletti. Una sinfonia d'insieme propone le note di un gruppo di angeli musicanti pronti ad accompagnare l'Assunzione di Maria e le nostre preghiere. Maria è più volte rappresentata nella chiesa a lei dedicata. La possiamo trovare come Madonna del Rosario in una statua lignea policroma di Raffaele Piazza e in una tela di autore anonimo con San Domenico e Santa Rosa, con il bambino in trono tra San Pietro e San Paolo in una pala di Antonio Federici, in gloria tra San Giovanni Battista e San Tiziano in una tela di autore anonimo del XVIII secolo, con il bambino in trono e i santi Bernardino da Siena, Felice, Rocco e Sebastiano in un'opera cinquecentesca di Giovanni da Mel e in una pala del 2001 di Ivan Ceschin che rappresenta la Sacra Famiglia. Maria Assunta e San Felice proteggono le chiese e le comunità della parrocchia di Trichiana. La mano di Giambattista Feltrin nella metà dell'Ottocento affrescò infatti lungo le pareti dell'aula 9 riquadri con i santi titolari delle chiese della parrocchia. Sulla volta possiamo infine trovare un riferimento per la nostra vita, osservando la rappresentazione di 4 virtù: fede, carità, giustizia e prudenza.